46 in totale le unità immobiliari sequestrate alla mafia in Veneto, nel dettaglio ben 10 nella sola provincia di Vicenza e in particolare nei comuni di Bassano, Arzignano, Cornedo, Montebello, Valdagno e Cassola. Ben 5 invece le strutture poste sotto sequestro nella sola Camponogara nel Veneziano, quindi 3 le confische a Paese e una a Vedelago, entrambe nel Trevigiano. Il resto degli immobili sequestrati a Verona e provincia per un totale di 3 milioni e mezzo di euro e confiscati anche dall'autorità giudiziaria di Venezia, oltre che di Verona, Vicenza, Brindisi e Palermo, solo per citarne alcune. A Vicenza e Verona in particolare confiscati appartamenti e terreni appartenenti a persone di nazionalità indiana coinvolti invece nel traffico di usura e di finanziamenti illeciti di varia natura. E quanto emerso stamane in prefettura a Venezia nel corso del report sulla destinazione dei beni e delle attività confiscati alle mafie, immobili che ora verranno destinati a case da dare ai comuni che, in tempi brevi, a loro volta le utilizzeranno per scopi sociali, emergenze alloggiative o per attività di servizio.